Un 38enne di Las Plasas è ricoverato in gravi condizioni a Berlino dopo un'infezione cardiaca devastante e ora rischia di restare lì, completamente solo. Ma com'è possibile che non possa tornare in Sardegna nemmeno con un volo sanitario? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire davvero cosa sta accadendo a Manuel e perché non riesce a tornare in Sardegna, lascia un mi piace, iscriviti e resta fino alla fine. Manuel De Sogus, originario di Las Plasas, vive in Germania da 12 anni. Da 2 mesi è in terapia intensiva alla Charité di Berlino, dopo un'infezione che gli ha danneggiato 2 valvole cardiache e provocato ischemie e trombosi. Le sue condizioni oggi sono gravi ma stabili e Manuel sta affrontando tutto senza nessun familiare accanto, perché la sua famiglia vive in Sardegna. La zia da Villanova Franca ha lanciato un appello disperato. Per riportarlo a casa serve un volo sanitario da 20.000 euro. Ma perché Manuel non può essere aiutato dalla regione Sardegna? La risposta è assurda. Avendo perso il lavoro a Berlino non ha più l'assicurazione sanitaria e non essendo più residente in Sardegna non ha diritto a nessun sostegno pubblico per il rimpatrio. Intanto l'ospedale tedesco ha comunicato che non può più coprire le spese del ricovero. La famiglia ha attivato una raccolta fondi su GoFundMe e dalla Sardegna è partita una vera gara di solidarietà. Sono già stati raccolti oltre 1.500 euro, ma ne servono 20.000 per riportare Manuel dall'ospedale di Berlino fino all'isola. La zia lo ha detto chiaramente, sta combattendo da solo e noi vogliamo almeno essere lì con lui. Se vuoi aiutarmi a dare voce a Manuel e a chi vive situazioni come la sua, lascia un like e iscriviti. Dimmi la tua. Secondo te la Sardegna dovrebbe intervenire anche per chi non è più residente, ma resta comunque un nostro conterraneo? Anche oggi non manca il ringraziamento per te, che sei rimasto a seguire questa storia così delicata. Ti mando un saluto e un abbraccio, stammi bene e a presto. Ciao.